Eccoci con il mister del Gorgense, un 1-1 che ai più dicono che ci sta tutto, lei cosa ne pensa? Sì, diciamo che è una gara equilibrata, la prima della stagione, quindi la condizione fisica è quella che è, però due squadre che si sono affrontate a viso aperto e quindi è scaturito 1-1, poteva vincere una, poteva vincere l'altra e dopo 1-1 è dato che ci può stare. Di solito la prima partita dove ci sono i 3 punti serve anche per capire il punto della situazione, dove si può arrivare, qual è la condizione al momento e dove si può migliorare. Lei queste cose le ha carpite? Sì, diciamo che abbiamo avuto risposte nei primi 90 minuti importanti, quindi abbiamo avuto risposte dal campo, la condizione fisica sicuramente non è ottimale, però stiamo lavorando per questo, è la nostra prima gara in promozione, tra l'altro la neopromossa, quindi andavamo anche a vedere cosa ci aspetterà durante la stagione, però direi che sostanzialmente le risposte sono state più che buone. Andando sulla partita, voi avete avuto anche la possibilità di passare in svantaggio perché avete rischiato grosso verso la fine, ma potevate anche chiudere la partita. Alla fine c'è amarezza o vi va proprio bene questo? No, diciamo che la partita è stata equilibrata, potevano anche dare in vantaggio loro, non dimentichiamo che hanno sbagliato un calcio di rigore, quindi su queste cose qua il campo poi lascia un po' quello tempo che trova, però diciamo che sostanzialmente siamo soddisfatti. Ultima cosa, sempre parlando della vostra squadra, quali sono le ambizioni di campionato e in questo trofeo Regione Veneto? Beh, nel trofeo serve per mettere a posto la condizione e quindi l'abbiamo preso proprio come un allenamento motivato. Per quanto riguarda il campionato, se da neopromossi chiaramente puntiamo a fare quei 37-38 punti il prima possibile, quindi non abbiamo velleità maggiori di quello che ha una salvezza, se viene prima possibile bene, se no si capiterà all'ultimo bene, però i nostri obiettivi abbiamo una squadra giovane che si affaccia come società, anche la prima volta in promozione, vediamo quello da qui a dicembre, quello che ci aspetterà, vedendo le prime 10 partite e poi vedremo. Sì, perciò con umiltà ma non con rassegnazione. No, rassegnazione no, subito. Umiltà di sicuro perché, ripeto, da neopromossi non conosciamo la categoria. È chiaro che dobbiamo fare esperienza, dobbiamo crescere, però abbiamo dei buoni giocatori, un buon gruppo, una buona qualità e questo sono dei punti buoni per fare un buon cammino di promozione. Allora approfitto di una cosa che mi è venuta in mente adesso. Una parola sul Portogruaro, visto dall'avversario. Noi ha fatto già impressione arrivare su uno stadio come questo dove abbiamo trovato spogliatoi grandi, chiaramente è una società che è ripartita e quindi hanno le loro ambizioni di sicuro, vengono dal secondo campionato di promozione, quindi sicuramente sono rodati e auguro a loro il massimo dei risultati perché è una piazza, peccato il Portogruaro in promozione, però speriamo che riescano a raggiungere i risultati più importanti. Bene, grazie mister. Arrivederci, grazie.